Ogni ansa un sapore. Il fiume Sile attraversa la marca trevigiana e porta con sé un tripudio di gusti e ricette, simboli di una tradizione che diventa cucina raffinata. Dal pesce agli ortaggi, dalla cacciagione alle erbe di campo. Quella del Parco del Sile è una cucina modellata dal tempo e dalla qualità della materia prima, che esprime al meglio l'identità più profonda del territorio. Ne è convinto Alberto Magaton, presidente del Parco del Sile. Oltre a dei luoghi di straordinaria naturalità e anche delle bellezze che abbiamo visto lungo il fiume, siamo anche qui in questa piazza di Casiere e abbiamo anche molti prodotti da degustare, quindi abbiamo piatti della tradizione, abbiamo piatti della nostra cultura popolare e quindi questo è anche un modo per rinsaldare un'appartenenza a questo territorio straordinario che non solo ha delle bellezze e delle cose da offrire, ma anche poi permette anche questi prodotti enogastronomici di eccellenza. Il Parco del fiume Sile mescola echi di tradizioni gastronomiche vicine come quella veneziana, la ricca varietà di prodotti del territorio. In tavola si può assaporare l'anguilla, in umido alla griglia, ma anche pesci di foce e di mare come la rana pescatrice o pesci di taglia piccola da gustare in frittura. In primavera poi non mancano erbette e germogli caratteristici degli argini del Sile come i bruscandoli e i carletti da gustare magari in una frittata. I principi indiscussi della tavola però sono gli asparagi, come racconta Andrea Sartorato, chef della trattoria al Sile di Casier. Sempre parlando di Sile si parla anche di asparago e qui lo abbiamo sia verde che bianco, lo possiamo trovare nel risotto, un classico piatto della nostra cucina legato molto alla tradizione, uova e asparagi, sempre un piatto molto classico, qui usiamo gli asparagi bianchi mentre magari per il risotto preferibilmente quelli verdi che sono più adatti. Primi, secondi, dessert. La ricchezza gastronomica legata al Parco del Sile si riflette in gesti antichi ma non per questo dimenticati, come le varietà di pasta ancora fatta a mano e raccontata dallo chef Marco Furlan. Come le pappardelle, fatte da noi, fatte in casa, con il ragù d'anatra, esclusivamente battute al coltello, che possono essere accompagnate anche sempre con i bigoli all'anatra, bigoli che possono essere accompagnati sempre con il famoso piatto locale, tipico, in salsa, bigoli in salsa, che naturalmente vengono serviti soprattutto nel periodo di Natale e il periodo di Pasqua. E per chiudere in bellezza non poteva mancare il tiramisù, qualche strato di savoiardi, crema di mascarpone, cacao e caffè inventato a Treviso in riva al Sile è diventato ormai una star in tutto il mondo.